Buongiorno a tutti ragazzi, come sempre mistero su mistero, stavolta è successo davvero un fenomeno molto strano, anche se non è tanto strano perché ultimamente comunque si sentono sempre spesso e più questo tipo di notizie, quindi diciamo che la gente si è messa molto paura. In effetti uno studio di uccelli in una piccola cittadina che si chiama Kalkaska nel Michigan, quindi a nord del Michigan, improvvisamente uno stormo di uccello si è abbattuto contro auto e contro le case. Quindi improvvisamente questa ondata di uccelli, come se fossero impazziti, è andata a sbattere sulle auto, sulle case, su qualsiasi cosa. Quindi sul terreno sono caduti un sacco di uccelli che fortunatamente molti erano solo tramortiti in effetti, quindi storditi. Poi la maggior parte ragazzi ce l'ha fatta ed è ripartita, qualcuno non ce l'ha fatta e è rimasta a terra. Però il problema rimane che cosa ha fatto impazzire questi uccelli, eh, non lo so, ultimamente nel Michigan davvero sta succedendo un po' di tutto, ultimamente anche se vi ricordate quel famoso rumore strano che nel Michigan ultimamente ho fatto il video, secondo me mi pare in questi giorni, io ieri o oggi, non mi ricordo bene quando, che questo strano rumore eh, dava fastidio, alle persone, li faceva stare male. Pure nel Michigan c'era stata questa cosa di questo rumore che nessuno sa da dove viene e la gente si sentiva male. Quindi diciamo che in questa zona sta succedendo un po' di cose particolari, in effetti. Quindi io posso pensare a ARP, la famosa rete 5G, quindi non lo so che cosa sia, però nessuno dà una spiegazione, ragazzi, quindi non vi posso dire sulle antenne 5G oppure su ARP, non lo so. Comunque quest'ondata di uccelli è andata a sbattere contro tutto e tutti. Fortunatamente, come ho detto io, sono andati sulle finestre, sulle vetri, sulle pareti delle case, ma davvero ovunque. Fortunatamente erano solo storditi, quindi non sono, qualcuno è rimasto purtroppo che non ce l'ha fatta, ma gli altri poi hanno ripreso il volo. Quindi non so che cosa abbia causato questo fenomeno anomalo, questa cosa inquietante, diciamo così, la parola più adatta forse è proprio questa. Quindi non lo so, la città si chiama Kalkashka ed è a nord del Michigan, quindi Stati Uniti d'America, ragazzi, quindi davvero lì succede cose proprio senza senso, come dico io, quindi a volte questi in America sentono questo rumore che non si sa da dove proviene, che anche con le porte chiuse e con le finestre si sente dentro casa. Quindi pensate un po' che deve essere. Poi gli uccelli impazziscono, vanno a sbattere contro le case, le auto, qualunque cosa. Fortunatamente non sono morti, quindi si sono rialzati e sono ripartiti in volo. Però il problema che io mi pongo è, ciao avvocatessa, che cosa ha provocato questo fenomeno di uccelli che mentre volava è impazzito e ha sbattuto contro, tutto e tutti, quindi qualche cosa ha influenzato, la coordinazione di questo stormo di uccelli che volava per fatti suoi. Quindi qualcosa li aveva fatti impazzire, non lo so che cosa, sicuramente qualche onda elettromagnetica sicuro. È successo a Kalkaska, è una piccola cittadina dopo il Michigan, a nord del Michigan, quindi negli Stati Uniti. Quindi però è successo, ve lo dico io, 20 giorni fa, quindi non è una notizia di oggi, però come sempre ragazzi le cose qua si vengono a sapere dopo mesi, già è fortuna qua dopo 20 giorni, quindi è successo già parecchio tempo fa, però questi non dicono mai nulla, se non lo vai a trovare tu e trovi qualche notizia, ma se no non esce mai fuori nulla, quindi al finale come vedete sempre escono notizie fuori, però nessuno ne parla, quindi ma io credo o il 5G o ARP, quindi io penso un'onda elettromagnetica l'avrà fatto sicuramente, però posso pensare pure al nucleo della Terra che influisce,
sull'asse, diciamo, capì? L'inclinazione dell'asse terrestre che può influenzare pure. Quindi ci sono tante cose che non posso dire quale, diciamo, per esattezza, posso dire che cosa. Quindi o 5G o ARP, le antenne che stanno posizionate in Alaska, sì, cose grosse, oppure c'è stato proprio il nucleo della Terra ha fatto una variazione e quindi c'è stato un momento di sbandamento da parte diciamo, come se avessero perso l'orientamento, oppure qualche cosa di più grosso, oppure qualche manipolazione climatica, diciamo tipo onde sonore, queste cose qua che disturbano, diciamo, la coordinazione, diciamo, degli uccelli. Solo questa è la spiegazione, poi non ci stanno più spiegazioni. Comunque credo che sia a livello di uomo, cioè umana, quindi credo che sia stata o l'antenna 5G, perché oramai con questo 5G lo trovi ovunque e quindi già sapete che ha un brutto effetto sugli uccelli, specialmente in certe parti addirittura si dice, per sentito dire, che sotto le antenne del 5G hanno trovato centinaia di uccelli morti improvvisamente, quindi li hanno trovati a terra. Ma stanno quasi allora in America, credo che stanno già ovunque, ma in Italia pure stanno arrivando, quindi già c'è qualche compagnia che usa il 5G. Poi nessuno sa dove le posizionano, quindi, ma comunque dappertutto, quindi le metteranno a Salerno, le metteranno in Venezia Giulia. Comunque un po' di tempo, forse qua ancora stiamo col 4G, ma a breve ti faccio vedere come sul cellulare apparire a 5G. Quindi diciamo che ne stanno solo incominciando a mettere. Credo che in America già ci siano da parecchio. In Italia ancora stiamo un po' arretrati, infortunatamente, però dicono che fanno una brutta influenza sugli uccelli, anche perché sì, sì, in effetti sono onde sonore che disturbano il cervello, quindi se disturbano a noi, figurate agli uccelli, quindi diciamo che è tipo un inquinamento acustico, chiamiamolo così, va, che forse è meglio. Quindi non si capisce davvero nulla, ragazzi, quindi mi ricorda tanto quel famoso film di, come si chiamava? Avvocate, quello là, Alfred Hitchcock, come si chiamava? Gli uccelli, ti ricordi il film? Alfred Hitchcock, quello là inglese, che ha fatto il film Gli uccelli. Sì, mi ricorda quel film là, mi ricorda. Quando gli uccelli andavano a sbattere dappertutto, mi pare di aver visto il film di questo. Cioè, sentendo questa notizia, sì, sì, più o meno hanno fatto così sti uccelli, solo che là erano proprio impazziti proprio, quindi diciamo che erano centinaia e centinaia questi uccelli che si sono, diciamo, hanno urtato contro, diciamo, sì, sì, ma è normale che quello ti viene addosso, quello non capisce nulla e ti attacca in effetti, ma non si rende conto che ti attacca perché, diciamo, sta sotto confusione mentale in poche parole, quindi non è un attacco, ma bensì è uno stordimento che ha, diciamo, questi uccelli, quindi un casino proprio. Solo che come sempre le notizie arrivano dopo tanto tempo, poi nessuno ha fatto più caso a questa cosa perché non è successo più nulla, la notizia ha detto vabbè cercheremo una spiegazione e poi buonanotte. No, agli uomini no, agli uomini è più radioattiva in effetti, agli uomini può portare diciamo tumori, questo gli scienziati avevano, ciao Chuck, avevano detto che prima di installare le famose antenne 5G si doveva fare prima una verifica per vedere gli effetti sugli uomini. Invece se ne sono invischiate l'elite mondiale, quindi ha installato senza avere il consenso degli scienziati. Quindi hanno detto di sì e basta. Invece gli scienziati volevano verificare prima cosa poteva accadere all'uomo, quindi fare un test, cosa che non hanno permesso perché già le stanno installando. Quindi a seconda di questi scienziati che avevano chiesto il permesso di fare un test sarebbero cancerogene, diciamo così, sì, questa è la parola adatta, quindi eh, sarebbero tipo radiazioni in effetti che riceviamo, quindi è come se ci facessimo una radiografia a giorno, anzi di continuo in effetti, perché quello poi è continuo, non è che diciamo dura un'ora, vabbè, tu ti fai un'ora di radiazione, no? Immagina che tutti i giorni ti fai i raggi,
ti fai un attacco ogni mese qua, quindi altamente cancerogeno, quindi a volte uno dice vabbè, ma uno pensa sempre con Battista questi vogliono farci fuori, e secondo me sì, secondo me vogliono decimare proprio la popolazione, secondo me, perché comunque stanno facendo di tutto e per tutto per combinare sempre guai e più guai. Se sapete che il 5G è pericoloso, no? Abbiamo il 4G, comunque il 4G va abbastanza bene, non è che ci possiamo lamentare. Io personalmente sia col cellulare che con quello di casa va bene, mi accontento di questo, non ho bisogno di andare più veloce. No, devono mettere il 5G perché devono installare altre antenne e forse ci starà qualche cosa di losco dietro pure, quindi facciamo quello e quello e buonanotte. E quindi puliamo un po' il pianeta perché dicono che siamo troppi, quindi ritorniamo sempre al famoso complotto che cercano di eliminare sempre più persone perché siamo troppi sulla Terra, 7 miliardi e mezzi siamo troppi, quindi devono decimare un po' la popolazione, quindi come stai, Andò? Che tieni? Come mai non ti senti tanto bene? Qualche problema? Sei in ospedale? Dimmi, non lo so. Io poi non ti domando per correttezza, non è che mi permetto di domandarti, Però, visto che stiamo in diretta, dico che cosa tieni, no? Spero una cosa così normale. Sì, sì, quella è la cosa, Andò, stanno perdendo l'orientamento, non è una cosa positiva. Come le famose balene che si arenano sulle spiagge, come i famosi delfini che si arenano sulle spiagge, perché perdono l'orientamento, è tutto sballato. Quindi può essere anche, ragazzi, ripeto, io faccio solo supposizioni, Alessandro, può essere anche lo spostamento dei poli, ragazzi, perché dite voi? Perché siccome il polo nord andrà al polo sud e il polo sud andrà al polo nord, quindi viceversa, no? Quindi lo spostamento dei poli automaticamente, ragazzi, sbaglia più, come si dice, falsifica la direzione. Ah, quindi diciamo tipo una discopatia in effetti, quindi tipo i dischi vertebrali, quindi quelli sono disgraziati, lo so, perché conosco amici che hanno queste cose tipo anello schiacciato, queste discopatie, quelle sono brutte, ernie alle, diciamo, alle vertebre, diciamo, sì, questo lo so, è molto brutta questa malattia, diciamo, questa diciamo, patologia. Quindi posso pensare, ragazzi, a parte i 5G, a parte la ARP, le antenne, sì, comunque, secondo me dovresti prendere, vabbè, le Toradol, sì, però le Toradol mica le puoi prendere a vita, quindi dovresti prendere qualche, diciamo, antidolorifico che poi a lungo andate non ti porta, diciamo, conseguenze allo stomaco. Quindi Toradol no, perché quello lo puoi prendere per pochi giorni. Devi fare qualche siringa di muscoli, il Toradol, forse, qualche pastiglia un po' più Simplex. Queste sono le pastiglie più per i dolori forti. Diciamo dovresti usare questa qua. Se no, Antonio, tu mica fumi, Antonio, tu. Tu fumi o non fumi, tu? No, sai perché te lo dico? Perché te lo dico perché certi amici in Germania, no? Avevano tipo questi dolori, in effetti anche loro. Loro fumano e hanno fatto la curatera, come si chiama? Quella cosa lì che mi è uscita lì. È uscita quella, come si chiama? La cannabis, quella lì terapeutica, quella lì che è illegale. Diciamo che è legale e fa passare i dolori. Dicono che molta gente la sta usando a scopo terapeutico, no? A fumare la cannabis, che è diverso. Io parlo a livello terapeutico. E dice che funziona, che allevia molto i dolori. Quindi, se fumi, fai una prova. Che ti devo dire? In effetti, molti amici della Germania mi hanno detto sta cosa che
questa è terapeutica, la vanno a comprare in farmacia, non è che la vanno a comprare da pusher, e dicono che allevia i dolori di molto, quindi dicono che Franci, pure qua si schiatta proprio oggi, però non sto a male io. Quindi diciamo che questi amici avevano detto che avevano pure loro discopatie, queste cose qua. Stanno fumando questa. Sì, sì, no, io ti parlo della Germania, Ale, quindi non ti parlo di qua, eh. Ci sta questa cannabis terapeutica che la vendono in farmacia e dicono che fa passare i dolori, cioè i dolori che con i farmaci normali. eh, quindi già tu stai con la morfina, quindi vabbè, ma comunque sarebbe meglio diciamo, la cannabis terapeutica, quindi la morfina è molto molto pesante. Però come dici tu, se la morfina non ti mantiene, quindi è la patologia un po' più pesante di quello che credevo io. Comunque, che ti devo dire? Buona fortuna. Spero che ti rimetti, che ce la fai, quindi. E non ti passa lo stesso, quindi figurati, eh. No, ho sentito questa cosa che in Germania facevano queste cure, quindi l'ho letto su internet. Vabbè, meglio che non fumi. Io guardo tutti i vizi di fumare saranno secondo me 16-17 anni. Sì, Franci, guarda, pure io in questi giorni ho un dolore, diciamo, al collo, sulla spalla. Secondo me ho dormito strano. Secondo me avrò preso il torcicollo, secondo me, eppure mi sto mettendo crema e ho preso Ibuprofen 600, ma davvero è brutto, lo so, perché mo un semplice, diciamo, ciao Salvatore, un semplice torcicollo eppure ti fa stare male, ma figurati la schiena e le gambe, ancora peggio, quindi lo so perché è brutto. Ma che ne so, adesso mi sono svegliato tutto indolenzito, che ne so. Quindi diciamo, ma non ti puoi operare, Andò? No, non fai prima operarti, non si può operare secondo te, non lo so io poi, io ti domando, forse puoi operarti e può darsi che ti passa, che ne so. Sì, sicuramente a me l'umidità, adesso, no, io parlo di Antonio, a livello se si può fare un'operazione invece di prendere la morfina, che non gli passa neanche il dolore, quindi o non si può operare, non lo so, Andò, io ti domando, eh. Ma non si può operare, Antonio, c'è un'operazione che ti può togliere diciamo, questi dolori. Francesco subito fa. Quindi oggi ne hai mangiato, Francesco, si stai a male, stai leggero. Quindi mo che io col vibratore sto meglio, io beato a te. Ognuno sta bene come sta. Ragazzi, stiamo tutti rovinati allora qua. Che- Sì, sì, mo fa pranzo leggero, Francesco. Poi stasera scende. San Gennaro fa scendere stasera, Francesco, sicuramente. Secondo me fa scendere direttamente a San Gennaro da sopra, dice Fenello, Fenelli di Magnà. Avrà 30 anni ma funziona. È un restauro questo. 30 anni, anni 3, anni 70. Oggi seppi e piselli in pasta. Grazie tanto, Andò, grazie. Io spero che il Signore, guarda, te la dia a te, la salute. Ringraziando Dio, ce l'ho, quindi se posso te la darei a te, sinceramente. Quindi spero che ti dia davvero a te. E che ne so, ti ha detto il vibratore, poi dici 30 anni, ciao, che ne so io. Sto leggendo così, io che ne so. Adesso vabbè, oggi te trattati, però.
se sentiamo stasera che si mangia Francesco, poi ti mette a paura, poi. Secondo me Francesco stasera di solito il male porta fame. Poi sicuramente si scasserà al 100%. Sì, lo so, a volte guarda, l'ho detto il dottore, la tosse cervicale è disgraziato, ho detto. Ho detto sto mettendo gel, sto prendendo il Ibuprofene 600. A volte mi capita, forse perché anche a causa, diciamo, del computer, quindi diciamo che il computer pure mi rovina al finale. Però al finale, o può darsi che sia un torcicollo dormito storto, non lo so, però giorni non è che è molto, quindi. Però da un lato mi è passato e mi è rimasto sul lato, diciamo, sinistro. E tanti auguri, Alessandro, quindi tanti auguri. Quindi stasera ti torni a scassare un'altra volta, quindi ti vuoi proprio rompere, diciamo. No, io oggi leggero, ragazzi, ho mangiato davvero leggero. Oggi abbiamo fatto quasi la dieta. Ho capito, ho capito. E speriamo che riesca un giorno più o meno, non dire a guarire, ma perlomeno a soffrire di meno. Questo ti auguro, Andò. Non posso dirti ti passerà perché sarebbe una bugia. Mi auguro che il dolore viene un po' di meno, così perlomeno la vita, diciamo, è un po' meno dura. Quindi ti auguro di stare bene, non al 100% perché sennò ti mentirei. Mm. Vabbè, ma quella è una patologia proprio severa in effetti. Quindi alla fine è per forza così. La pedana con la fascia. Che cos'è sta pedana con la fascia? Che fai i massaggi? Ciao Alessandro, ciao. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata a tutti. Quindi, come sempre, non sappiamo che cosa ha provocato questa cosa. Sì, sì, mi auguro che stai bene. Ti saluto Antonio e stammi bene, mettiti in forza e provaci. Ciao a tutti ragazzi e come sempre ragazzi una spiegazione purtroppo non ce l'ho, quindi non l'hanno dato gli scienziati, non la posso dare neanche io, quindi abbiamo solo fatto delle ipotetiche cose che possono essere, però il mistero rimane, quindi ci sentiamo dopo ragazzi e buon appetito a tutto, tanto sono quasi le 2, credo che tutti quanti a ora stanno mangiando, chi sta a tavola, chi ha finito, chi incomincerà, quindi buona domenica a tutti e buon appetito, ciao a tutti ragazzi.